sullo stradone, come lo chiamavano da Zero a Scorsello, lo chiamavano stradone, e c'era tutte le piante. Cosa sono le piante? Platani. E fa una fetta così, fa una tacca, ci mettono un candelotto, tutto. E poi una alla volta, boom 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 boom, le piante vanno tutte così nella strada. Ma l'hanno fatto così nel Sì, discoteca? l'hanno fatto, sì. Nello stradone? Sì, è dovuto intervenire, gli americani avevano tutto. Ma per quello gli americani allora quando sono arrivati quei carri armati non sono venuti da Scorzè, mi diceva un mio parente qui di Canizzano, che sono arrivati da Sant'Alberto con la colonna dei carri Sono armati. venuti di là perché di qua hanno trovato le piante così e loro hanno girato. Li ha visti passare anche lei? E l'ho visti passare da qui, E lei dove abitava? Sempre da Danieli? sempre da Daniele. Erano tanti questi carri armati? Sono stati una ventina in Serma. Per noi vedere un colosso di quel genere là. E poi era un carro armato, per modo di dire, faceva paura, però bastava un colpo e si incendiava subito. La chiamavano la scendisigari. C'era un punto debole fra la torretta e la parte sotto del carro ed era molto debole. Però Questo l'ho saputo scartabellando i miei libri e via dicendo. Però voi a vederlo così... A vederlo così metteva paura. Era alto, grosso, sembrava che fosse una montagna proprio di me, non mi ferma nessuno. Invece bastava un colpo da 45 lo fermava. Però aveva fatto la guerra, era venuto avanti con quelli americani. E ne ha fatti finché si sono stufati. Voglio dire, Sì. malgrado questo Sì, punto debole... perché il carro armato non è che viene utilizzato a combattimento ravvicinato. Il carro armato ha un cannone che può sparare fino a 10 km praticamente ed era come un'artiglieria semovente. Se si avvicinava di più e rischiava. E quante persone erano di popolazione che guardava? C'era gente che guardava? C'era la famiglia di Padova e c'era la famiglia dei Gatto che era l'asilo, dove c'è l'asilo c'era il Gatto. Gatto? Sì, che uno fa l'orefice e uno fa l'orologiaio in via inferiore. E non si sono fermati qui a Canizzano? No. Proseguito? Sono proseguiti e non sono entrati nemmeno dalla porta dell'aeroporto. Più avanti dell'aeroporto c'è un cancello che dava su una palazzina dell'aeroporto. Sono entrati da quella porta lì. Ah, sono entrati nell'aeroporto? Sì, sono entrati nell'aeroporto, però non so quanti. So che poi sono andato a Treviso, che non so quanti, e si hanno fatto un giro o qualcosa. Non è rimasto uno o due in aeroporto? Non lo so. Non lo so, niente.